Dada Pascolo, bentornato in Friuli, no? Ormai sei stato adottato da Trento, sei stato protagonista di una stagione super e ti portiamo di persone e complimenti di tutti ovviamente gli appassionati del Friuli Venezia Giulia. Grazie, sono tornato qualche giorno finalmente, no, fa piacere soprattutto anche per me che sono così tanto legato a Friuli, che mi seguiate ancora. C'è tanta gente che ti segue, ovviamente tutti speravano che Trento si potesse spingere fino in semifinale, purtroppo così non è stato. Il prossimo anno? Il prossimo anno faremo l'Eurocup, sarà una grande esperienza ulteriore, quindi già quest'anno è stato positivo, vedremo di continuare questo sogno. Una macchinata per quando Trento giocherà a Lubiana è già pronta, quindi ti avremo a vedere anche alla Stogis Arena. Esatto. Un commento su questa Italia Under 20 invece? Capita una giornata storta, è capitato a tutti, è capitato anche a me tante volte, quindi no, devono vincere domani, mi è stato detto, quindi alla fine cambia relativamente poco, l'importante è che riescano a resettare, non è facile, però hanno tutte le carte in regola per farcela. Ci sentiremo presto, ci vedremo presto, continuare a vedere l'Italia con gli europei? Non so, perché poi dovrò partire per il ritiro, quindi vediamo, forse ripasso, non lo so, vediamo. Ti ho stuzzicato per questo, tra il 20 e il 21 luglio ci sarà la riunione ovviamente con la nazionale maggiore e noi tutti faremo il tifo per te sperando che Dada Pascolo sia nei 12 per l'Europeo vero e proprio di settembre. Speriamo, sarà già essere tra i 16 un grandissimo onore, una grandissima soddisfazione, poi vedremo come va.